Di solito prima parlano le autorità istituzionali civili. No, questa è un'affermazione non esisto, filosoficamente non regge, perché l'ente c'è. Diceva ieri sera. Bene, sì. Io porto saluto dell'amministrazione. Alza la voce, sindaco, alza la voce. L'amministrazione comunale, ogni anno quando aprite questo mercatino a San Vincenzo e mi invitate, vengo sempre molto volentieri. Questo poi è una dimostrazione di una città che è attenta ai bisogni degli altri, e in questo periodo ne abbiamo molto bisogno, nel senso che stiamo passando un periodo molto difficile, molto complesso, forse il periodo uno dei più brutti, perché assieme alla crisi c'è anche una crisi delle istituzioni, c'è l'incomprensione della politica, quindi tutte queste cose poi creano all'interno di ogni persona quello stato d'animo che toglie anche la speranza e la fiducia. Queste vostre iniziative forse si introducono dentro anche a questo ragionamento, cioè attraverso il vostro lavoro, il vostro impegno, la vostra serietà, che di un anno che poi si realizza in pochi giorni prima di Natale, è comunque un contributo e un'attenzione verso chi ha bisogno. Noi stiamo ragionando come amministrazione comunale, io mi auguro, se questi signori a Roma, lui non c'entra perché dove sono a Viterbo? Lui non c'entra sulle cose che voglio dire, alla capitale. Lui non c'entra sulle cose che voglio dire, e se ci lasciano un po' di spazio, e a fine anno anche noi stiamo ragionando per cercare di venire incontro. A novembre abbiamo dato un segnale verso il lavoro, abbiamo previsto 50.000 euro per le persone che si trovano in queste situazioni. A fine anno, se riusciamo entro dicembre queste cose le avevo già anticipate, se riusciamo a reperire non tante ma un po' di risorse per poter dare alle associazioni che si occupano delle persone che hanno bisogno, mi riferisco a San Vincenzo, Caritas e tutte le parrocchie, come ogni tanto noi cerchiamo di fare, vedremo anche noi di dare il nostro contributo per aiutarvi a essere presenti e essere vicini a quelle persone che in questo periodo particolare sentono di più bisogno, perché si sentono un po' più immaginate rispetto al momento che è il Natale, insomma. Quindi un grazie per quello che fate. Io non sono venuto qua come parlamentare, ma sono venuto qua come Paolo Scarpa, e quindi come appunto, no, per dire che la mia famiglia è lieta anche quest'anno di mettere a disposizione questo buco, che però è una posizione utile per riuscire a svolgere la vostra attività. San Vincenzo la conosco da quando era un po' più basso, perché ricordo che accompagnavo mia madre nelle nostre lunghe passeggiate quando era attivista della San Vincenzo a trovare tante persone bisognose, che c'erano anche quella volta, forse anche di più o in modo diverso. Certo è che stiamo vivendo, come diceva il signor Sindaco, una situazione di nuove, grandi, piccole povertà, di difficoltà continue verso le famiglie. Quindi l'azione che viene svolta da loro, innanzitutto, signore della San Vincenzo, con la collaborazione della Chiesa, e quindi mi rivolgo con affetto e con gratitudine a quello che sta facendo il nostro arciprete qui a Portogruaro, e con l'appoggio appena dichiarato ma più volte testimoniato anche da parte dell'amministrazione comunale, sicuramente estremamente utile per cercare di dare tutti un contributo per migliorare le condizioni di vita di chi ha veramente bisogno. E ce n'è tanta gente che ha veramente bisogno, tanta gente che con dignità non lo dice, tanta gente che nasconde le proprie povertà, però voi, conoscendo molto bene il territorio, avete la capacità, la sensibilità e il modo anche signorile di entrare in queste case e di offrire il vostro amore, il vostro aiuto con discrezione e senza farvi belle, ma solo unicamente, tanto lo siete già, ma unicamente con il vostro aiuto e con la vostra parola di confronto. Quindi grazie infinite per averci dato la possibilità come famiglia di essere della partita anche quest'anno in quest'opera. Grazie.